Allora, rieccoci qui. Dicevo, il discorso della filiera Horeca che provoca danni trasversali anche di lungo periodo, forse non ci si rende a livello di chi ci governa conto di questo danno ingente. L'agricoltura è alla base della sussistenza di quasi 3 miliardi di persone, la maggior parte a basso reddito, minacciate da catastrofi naturali e insicurezza alimentare. Chissà perché le disgrazie capitano spesso ai più deboli. A proposito di disgrazie, per quanto riguarda la tutela del territorio, c'è un'altra questione, voi siete coinvolti in primis, abbiamo parlato tante volte di consorzi di bonifica, eccetera. Parte dei finanziamenti che dovrebbero anche arrivare dall'Europa possono vedervi in qualche modo coinvolti nel supporto alla tutela del territorio, la salvaguardia idraulica, salvaguardia di vario genere? Sì, adesso lì bisogna distinguere, c'è una progettualità per quanto riguarda ad esempio la gestione del territorio, il risparmio idrico, l'irrigazione, ci sono canali anche lì che possono coinvolgere gli agricoltori. Devo dire che qui in Veneto il sistema consortile è un sistema che comunque funziona, abbiamo delle buone progettualità, progetti che tra l'altro riescono a essere cantierabili e quindi finanziabili. Sul fatto che oggi abbiamo questi cataclismi climatici che io dico non risparmio nessuno, perché al di là delle fasce deboli oggi infatti, dove piove piove, dove c'è un uragano, quindi abbiamo visto pochi anni fa Vaia cosa ha voluto dire, c'è un clima che cambia, oggi nessuno può essere più negazionista su questo e quindi siamo chiamati a mitigare questi eventi atmosferici, sicuramente attraverso anche la dotazione, gli strumenti finanziari, ma anche delle progettualità, attraverso anche delle innovazioni, siano tecnologiche, siano meccaniche, siano scientifiche, cioè c'è un percorso di sinergia da mettere in campo per poter far sì di gestire sempre al meglio questo territorio e che attraverso la gestione del territorio riusciamo, non dico a contrastare, ma quantomeno a mitigare questi effetti disastrosi che spesso il clima ci riserva. Era arrivato un altro messaggio, vediamo se dalla regia ce lo rimettono in onda, così adesso lo leggiamo insieme. La verità è che il governo non ha nessuna intenzione di risarcire i danni che provoca con le chiusure, vuol far fallire l'Italia per ammanettarla all'Europa. Ma sa, noi tutto sommato all'Europa ci siamo già ammanettati, nel senso non è che abbiamo bisogno. Io credo invece che noi dovremmo avere un governo che abbia consapevolezza del ruolo importante che ha l'Italia, essendo in primis un paese fondatore di questa Europa e quindi un primo contribuente, e che spesso in anni passati ha anche ricevuto in termini di istituzione. Oggi probabilmente anche su determinate dinamiche che sono avvenute, penso ad esempio anche alla questione dei vaccini, spesso ci siamo trovati a subirla questa Europa, quindi la sfida è quella di poterla, non dico cambiare, però di far valere la nostra voce. I nostri politici, i nostri governanti devono rendersi conto che sono a capo di una grande nazione, di una nazione che ricordo che negli anni 60 era in giro per il mondo a costruire e a fare le migliori opere e le migliori teste che uscivano anche dai nostri politecnici e dalle nostre università sono italiane, quindi un grande orgoglio, un grande senso di patria che dovrebbe investire chi oggi ci governa e quindi trasferirlo e traslarlo anche sulle trattative che poi vengono attuate all'interno dell'Europa. Devo dire che dal punto di vista agricolo non siamo messi male, abbiamo due persone molto importanti, uno è Herbert Dorfmann che è il caporelatore della politica comunitaria per il PPE, l'altro è il nostro Paolo De Castro, e quindi sono persone che quantomeno hanno contezza di ciò che maneggiano. Ecco. In Italia il nuovo governo che si è venuto a costituire è sufficientemente pragmatico? Che impressione vi ha dato? Adesso noi vediamo, sicuramente Draghi è una persona che, voglio dire, non c'è bisogno di presentarla. No, ma il nuovo ministro dell'agricoltura, come ha presentato i piani? Lui ha dimostrato molta disponibilità di ascolto, arriva dal Mise, quindi voglio dire probabilmente ha anche la necessità di essere accompagnato. C'è un grande ministero che probabilmente determinerà quelle che saranno le scelte future, che è il Ministero della Transizione Ecologica, dal quale dovrà passare un po' tutto. E quindi di fatto un po' spoglia. Ancora non si è capito bene come andrà a intervenire. Non si è capito bene come si andrà a intervenire. È chiaro che noi abbiamo fatto le nostre osservazioni al Ministro dell'Agricoltura, abbiamo fatte anche al Mise, proponendo anche la nostra visione come CIA agricoltori italiani di quelle che possono essere le progettualità da mettere in campo. Vedremo, speriamo che abbiano un approccio di ascolto, perché chi corpi intermedi sono fondamentali in questi passaggi
diciamo, di transizione ecologica e quindi di transizione al futuro. Assolutamente sì. L'altro settore che appunto avevo appena accennato, che interessa anche tanti, è quello del vitivinicolo che mi stava accennando. Come l'export va bene, la situazione interna com'è, visto che la chiusura appunto di tanti locali? Ma il vitivinicolo è uno di quei settori che ha subito... Che è strategico. È strategico innanzitutto, e non solo per il Prosecco, ma per anche tutta una serie di vini che abbiamo nel nostro territorio veneto. E devo dire che voglio dire, nel 2020 abbiamo segnato un meno 5% per quanto riguarda ad esempio le produzioni, e l'export, il fatto di limitare la mobilità ha inciso tantissimo. Noi abbiamo un prodotto che va all'estero. Ma rischiamo che si deprezzi, come un po' aveva accennato lei all'inizio, cioè che non sia valorizzato sufficientemente essendoci un'abbondante produzione, oppure l'export riuscirà l'estero a, diciamo così, a incamerarne una buona quota? L'estero era un buon viatico di mercato, noi avevamo mercati consolidati come Germania, Inghilterra, e poi mercati come gli Stati Uniti, e poi altri nuovi mercati, penso ad esempio al Canada, acquisito attraverso gli accordi bilaterali, e mercati nuovi che si venivano man mano a riscoprire. Quindi da questo punto di vista l'estero è una valvola di sfogo che ci permette di valorizzare i nostri prodotti, partendo dal fatto che i nostri prodotti sono graditi e richiesti all'estero. Sì. E quindi è chiaro che venendo meno tutta la mobilità internazionale, che oggi mi dicono anche alcuni nostri soci, un po' si sta sbloccando, ma è chiaro che se non va a pieni regimi parliamo di tutto un percorso a singhiozzo che non determina una linearità su quello che è la necessità che hanno le nostre aziende di rapportarsi ai mercati interni ed esteri. Ed esteri, un'altra cosa. Siamo proprio in chiusura. Per quanto riguarda le vaccinazioni, quelle in azienda, funziona anche nel settore dell'agricoltura, che sentiment c'è a questo riguardo in quest'ambito? Ma il sentiment che c'è è che noi ci siamo resi disponibili anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con la Regione, perché crediamo che prima ci si vaccina, prima si raggiunge la cosiddetta immunità di gregge, prima abbiamo la possibilità di ripartire, quindi non potevamo essere insensibili rispetto a questo approccio. Crediamo che tutto vada fatto di concerto con quelle che sono le autorità mediche, e quindi quei protocolli che ci daranno e ci diranno di attuare all'interno delle nostre aziende. Ma è fattibile il discorso delle vaccinazioni in azienda nel settore agricolo, dove comunque c'è un certo numero di... Tutto è fattibile, bisogna vedere le modalità con cui intendi effettuarlo. La vaccinazione non è uno scherzo, occorre sempre comunque una persona qualificata per poterla fare. Se poi si tratta di mettere a disposizione degli ambiti, degli spazi, noi siamo pronti, siamo a disposizione della Regione Veneto, siamo a disposizione della protezione civile, di chiunque ci vorrà chiedere una mano. Perché alcuni hanno lamentato che vivono in certe zone della nostra regione un po' di difficile raggiungimento dei luoghi di vaccinazione, con degli orari che non sono quelli normali di lavoro, ma quelli dettati dall'agricoltura, che sappiamo che sono ben diversi, che hanno un po' di ansia per quanto sarà il momento di dover andare a vaccinarsi, perché ci sono diverse problematiche che non sono normali ad altre professioni, essendo proprio un lavoro legato a dei cicli, diciamo, particolari, ed è collocato tante volte non vicino a centri abitati oppure ai luoghi deputati alle vaccine. Alcuni hanno parlato di più di 100 km di distanza. Sì, questo rientra appunto nella discussione che noi abbiamo fatto per cercare di organizzare al meglio anche con le nostre strutture che rispondono all'agricoltura, penso ad esempio agli enti bilaterali, penso a tutta una serie di associazioni che gravitano attorno a noi, che possono dare una mano appunto anche a queste situazioni limite, dove praticamente gli agricoltori si trovano anche in difficoltà ad andare a effettuare un vaccino. Penso ad esempio per le aree rurali, per i montane, che sono soprattutto, di difficile. Ecco, assolutamente. Sì. Presidente, siamo giunti al termine, grazie ancora, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, averci chiamato e comunque aver scritto i vostri messaggi. Se mandate poi le vostre mail, noi se ci autorizzate le inoltriamo naturalmente alla CIA Veneto per poter avere le risposte, perché avere un supporto, una consulenza da personale qualificato può essere veramente di aiuto per trovare anche delle risorse per far fronte a dei progetti che devono essere naturalmente progetti strutturati, come diceva il Presidente. Presidente Passarini, buon lavoro a questo punto anche a lei. Grazie. Grazie e a voi naturalmente, appuntamento a domani. La puntata come sempre la ritrovate sul nostro sito del gruppo TV7. Grazie.